Buongiorno, ben ritrovati. È un onore essere qui a presenziare e a presentare invece del direttore il trittico che, come già detto dal dottor Renzo Rossetto, festeggerà quest'anno il 50esimo e quindi al prossimo appuntamento daremo anche evidenza di questa appuntamento o comunque anche di questa situazione per festeggiare anche qualcosa che è diventato una consuetudine per la nostra regione vista anche l'importanza che in questi 50 anni ha assunto la viticoltura veneta nel contesto mondiale. Come detto, oggi andremo a fare un focus su quelle che sono le situazioni climatiche, come è stata l'avvio e quindi anche quelle che sono anche un aspetto di tipo ambientale, visto che diventa sempre più importante la convivenza anche con i cittadini dell'attività agricola. L'andamento, poi il dottor Rec di ARPA sarà più sicuramente puntuale sulla situazione, ma vede per l'ennesima occasione una situazione anomala, o comunque abbiamo visto e veniamo da un inverno più caldo del normale e una situazione alla primavera più piovosa. Quindi quelle situazioni di cambiamento climatico che non possiamo più nasconderci nel riscontrare che la frequenza degli eventi anomali sostanzialmente si è raccorciata, e quindi sia quelli che sono gli eventi, diciamo, di portata rilevante si presentano sostanzialmente sempre più frequentemente. Vediamo i grandi volumi d'acqua nella piovosità, piuttosto che anche eventi grandinigeni, anche che recentemente si sono presentati nella nostra regione. Situazione primaverile particolarmente bagnata, che sta mettendo in difficoltà non solo la viticoltura, ma anche quelle che sono poi gli altri settori di cui si occupa Veneto Agricoltura, e quindi tutta la parte anche delle semine e non ultima in questa fase anche l'inizio del periodo della raccolta dei cereali autunno-vermini. La nostra viticoltura pertanto si trova ad affrontare anche quest'anno un avvio ed una gestione della lotta fitopatologica complicata. E in questo noi abbiamo i nostri servizi, i nostri tecnici che sono sempre a supporto in collaborazione con il fitosanitario, per cercare di dare quelli che sono gli indirizzi operativi più adeguati per garantire quella che è il rispetto delle normative sull'utilizzo dei fitofarmaci, ma anche l'aspetto del riuscire a garantire la produzione dei nostri vigneti. Noi come Veneto Agricoltura, proprio per affrontare e dare degli input al settore produttivo, abbiamo un programma in collaborazione sia con l'Università di Padova che con il consorzio del Prosecco, di andare a realizzare degli impianti tesi a verificare quelle che sono delle situazioni sia di areale, quindi zona pianura, zona di collina o prima catena, diciamo, nel Bellunese, e quindi nell'azienda che abbiamo a Vigliago, delle situazioni relative a vitigni tolleranti alle fitopatie e anche dei sesti di allevamento tesi ad andare a ridurre quelli che sono gli impatti di questi picchi, diciamo, termici, piuttosto anche di periodi prolungati di siccità o di forte insolazione. Questi si stanno già in parte, sono già a terra o comunque verranno integrati a breve per andare a acquisire quindi nuovi dati. Inoltre c'è anche un progetto relativo all'utilizzo e alla valutazione, anche poi nella fase di trasformazione vitivinicola, di varietà che naturalmente hanno un contenuto acidico più elevato per mantenere
la percentuale di acidi all'interno e quindi la freschezza del prodotto che ci caratterizza come Veneto, e quindi la bollicina. Però non parliamo solo di quindi bollicine e mondo prosecco, perché la nostra attenzione è rivolta anche agli altri consorzi legati soprattutto a quella che è anche nei sesti, nelle forme di allevamento, per garantire l'invecchiamento e quindi anche la produzione dei vini di rossi, quindi della zona veronese, o dei bianchi fermi. Sapete che non dobbiamo solo in questi anni riuscire a gestire adeguatamente quelli che sono gli aspetti climatici, abbiamo anche degli attacchi legati a insetti piuttosto che a fitopatie quali la flavescenza dorata. In questo abbiamo un programma di rafforzamento di quello che è, di efficientamento del nostro laboratorio anche analitico, e per garantire quella che è una struttura che possa erogare e svolgere attività di ricerca e quindi di analisi, più che attività di supporto alle nostre imprese, che sia sostanzialmente tempestivo, proprio per avere un monitoraggio molto più ampio e soprattutto col supporto da parte della Regione. Quindi un Veneto Agricoltura che è sempre attento a quelle che sono le problematiche, che cerca di garantire quelli che sono gli elementi di novità e di aggiornamento funzionali ad adeguare quella che è l'attività produttiva ai molti aspetti di attenzione e di impatto, pur garantendo quelli che sono anche gli aspetti economici e quindi della produttività dei nostri vigneti. Io vi ringrazio per la presenza, ringrazio naturalmente i relatori e passo a loro, passo ai colleghi che adesso presenteranno e porteranno i saluti assieme all'assessore e poi ai relatori. Grazie.